Continua l'anno nero degli incidenti stradali sulle strade del Friuli Venezia Giulia in questa prima metà di 2024. Nella giornata di domenica, nel tardo pomeriggio a Carlino, in via Marano, il 56enne Pierpaolo Marino è finito fuori strada mentre era in moto con un'altra persona lungo la strada provinciale 3. Sul posto sono arrivati in breve tempo il personale sanitario con l'elisoccorso, i carabinieri di Latisana e i vigili del fuoco di Cervignano, ma per Marino non c'è stato nulla da fare, viste le gravissime ferite rimediate. Molto gravi anche le condizioni della seconda persona trasportata d'urgenza con l'elicottero all'ospedale di Udine. E piange la Guardia di Finanza, di cui Pierpaolo Marino era luogotenente con cariche speciali. Era stato nominato Cavaliere della Repubblica, comandava il nucleo mobile di San Giorgio di Nogaro. Una carriera incredibile quella di Marino, che da 30 anni ricopriva figure di comando, con specializzazione nell'antiterrorismo. Ha fatto il vice procuratore onorario anche nelle aule di tribunale di Udine, Palmanova, Cividale del Friuli. Era molto conosciuto per via delle oltre 600 udienze tenute rappresentando la pubblica accusa, a cui si aggiungono più di 12.000 procedimenti penali. Dal 2007 ha addestrato 100 ufficiali della Afghan Border Police nell'operazione Grifo su commissione della NATO, e non solo. Nel 2009 aveva fatto parte della Presidential Protective Division per la visita di Barack Obama, allora presidente degli Stati Uniti d'America, in Italia. Aveva fatto da scorta e Obama lo aveva omaggiato di una dedica di cui andava estremamente orgoglioso. Una carriera piena di grandi successi, interrotta bruscamente dallo schianto con il suo scooter sulla strada provinciale all'altezza di Carlino, una perdita che lascia un vuoto enorme nei familiari e nella Guardia di Finanza.